Bene, questo è quello che stasera io e Paolo mangeremo, dopo cottura ovviamente, una cottura di circa 15-20 minuti. Sono dei sardoncini alla scottadito. È una ricetta molto semplice da fare e servono pochissimi ingredienti, e gli ingredienti sono del pangrattato, prezzemolo e aglio, e poi naturalmente i sardoncini. Ecco, noi, come avete visto, abbiamo già preparato quasi tutti i sardoncini che andremo a mangiare, però ne abbiamo tenuto qualcuno in disparte per mostrarvi come fare. Allora, adesso prendo questi sardoncini e li passo a Paolo, che provvede a pulirli, a lavarli e a pulirli dall'interiore. Ho preso i sardoncini che sono un po' più piccoli delle sarde, perché le sarde non c'erano stamattina al mercato di Rialto a Venezia. Sono arrivata troppo tardi e questa, luglio-agosto, è proprio la stagione in cui si trovano le sarde, le alici, i sardoncini, i sardoni. Siccome sono molto buoni e costano pochissimo, sono un piatto che viene acquistato da molti. Poi sappiamo che i veneziani sono ghiotti di sarde, per esempio le famose sarde in saoro, e questo fa sì che al mercato le sarde spariscano presto. Ecco, allora, come vedi, Paolo ha preso i sardoncini, ha tolto la testa, l'interiora e li ha lavati. Dopo che hai lavato i sardoncini è meglio se li asciughi un pochino, facendo attenzione che non si rovinino. Adesso Paolo ha preparato il trito di prezzemolo e aglio e poi l'ha mescolato con il pangrattato. Adesso devi prendere le sarde e passarle nel pangrattato, così bene, in modo che tutto il pesce abbia questo misto di prezzemolo, aglio e pangrattato. Va benissimo sia dalla parte della pelle sia all'interno dove c'è la carne. Ecco. Mescola bene, mi raccomando, è importante. Ok, e adesso tocca all'ultimo. Per fare questa ricetta hai bisogno della placca del forno e di un pezzo di carta da forno sulla quale distendere le sarde. Noi non usiamo nessun condimento come olio o altro, perché le sarde sono già abbastanza grasse e non hanno bisogno di altro. Ok, salutiamo i nostri sardoncini prima di metterli in forno. Ecco qua, mettiamoli in forno. Il forno è già preriscaldato a 180 gradi e qui devono rimanere per 15-20 minuti. Bene, vi faremo sapere.